2 gradi su 10. Bravo, me l'hai data bene. Abbiamo parlato di Veneto, ora sentiamo cosa ha detto il presidente di questa splendida regione alle nostre telecamere. Ci fa molto piacere sia ospite di Una Mattina Estate, la regia è di Federica Montagnani. Quanto sei brutto! Lo so. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia con 62 milioni di presenze turistiche. Il successo del Veneto sotto il profilo turistico è dovuto ovviamente alla multiofferta del Veneto, visto e considerato che nella nostra regione possiamo trovare le Dolomiti, siamo proprietari dell'80% delle Dolomiti, abbiamo le spiagge, 32 milioni di turisti entrano nelle nostre spiagge, ma per poi ricordare il grande lago di Garda, il delta del Po, le città murate e un po' tutti i nostri centri storici. Non dimentichiamo che il Veneto è anche il Veneto dell'enogastronomia con oltre 350 prodotti tipici. La prima industria del Veneto ovviamente è rappresentata dal turismo che fattura circa 12 miliardi di euro. Quando si parla di Veneto non si può che parlare di turismo, pensare al turismo, ma pensare anche ai grandi valori patrimoniali che il turismo sa offrire. Il turismo del Veneto conosce le spiagge, conosce un demanio idrico importante, demani fluviali con fiumi anche molto famosi a livello internazionale, basterebbe pensare al fiume Piave, ma poi pensiamo a tutto quello che è rappresentato dalla realtà demaniale, come direbbero i tecnici, delle Dolomiti. L'80% delle Dolomiti è in Veneto. Tutto questo per dire che il federalismo demaniale, ovvero il decreto attuativo che oggi ci troviamo ad applicare, riconsegna ai legittimi proprietari queste proprietà. Non è assolutamente vero che questi beni, che questi immobili del demanio che passano a regioni e comuni potranno essere venduti. Sarebbe impensabile vedere le tofane vendute a qualche russo o a qualche cinese piuttosto che pensare che le spiagge del Veneto che danno vita e attività a 32 milioni di turisti possano essere cedute a qualcuno. Continueremo a gestire nella solita maniera pensando di investire sempre di più ma soprattutto di investire a casa nostra. Grazie al presidente Zaia per averci concesso questa intervista, grazie veramente. E adesso